Inutile che ci riempiamo tanto la bocca di Stati Uniti, di Germania, di Svizzera, di Gran Bretagna e facciamo finta di non vedere che non sono paesi centralisti. Il centralismo è il Medioevo e l'autonomia, ve lo dico sempre, per noi è il Rinascimento. Salvini sa benissimo che il tema dell'autonomia è un tema cogente. Gioca così la carta dell'autonomia il presidente Zaia nelle ore delle consultazioni del premier incaricato Draghi alla Camera. La madre di tutte le battaglie, questo è il senso, non può rimanere fuori da un esecutivo nemmeno di emergenza nazionale. Ovvio che si troverà un dossier sicuro, che è quello dell'autonomia, e l'altro immediato, che è quello del Covid. Due partite del resto strettamente connesse, visto che la sanità è competenza concorrente tra Stato e Regioni, proprio quella sanità veneta pronta già a partire con la cura dei monoclonali dopo l'ok dell'AIFA presieduta dal trevigiano Palù. Adesso sono stati autorizzati, definiamolo in via compassionevole, in via emergenziale, ditelo come volete, ma la sanità del Veneto assolutamente utilizzerà questo nuovo strumento. Capite che nelle prime fasi vuol dire RSA, vuol dire il paziente che ti arriva in pronto soccorso con i sintomi che puoi tentare di trattare con monoclonali, poi sono i medici che decidono. Nuove frontiere della cura che intervengono in un contesto epidemiologico mutato in fretta, come dimostra il calo di contagi e terapie intensive. Vedete che il crollo non ha eguali, andate a guardarvi tutte le curve che volete, non lo trovate. Magari andate a intervistare tutti quei fenomeni che ci hanno rotto le palle a dicembre, gli dite se vi spiegano sta curva qua, però per iscritto. Sul fronte dei vaccini è sempre Zaia a ribadire come non si debba rinunciare alle opportunità da qualunque paese arrivino, Russia o Cina che sia, una macchina sanitaria quella veneta che resta in movimento e che sarà testata a Cortina con l'apertura dei mondiali di sci. Super tamponati tutti, i nostri atleti, verifiche, protocolli e tutto, però rendiamoci conto che anche quello è un'occasione, pur essendo a porte chiuse, mi metto nei panni dei cittadini che magari dicono, beh, vado, che sono lì e possono esserci, magari vado a vedere la gara all'arrivo, evitiamo l'assembramento, evitiamo di andarci a respirare l'aerosol.